nessuna polemica, nessun tipo di manifestazioni contrarie o cose del genere, semplicemente stiamo rilevando che sono delle cose, credo che si possano fare, lo stesso governo probabilmente potrà trovare quale che sia la strada per in qualche modo almeno fare le cose che sono già state avviate, che hanno già delle procedure e che hanno soprattutto idee buone. Hanno serrato le file e suonato la gran cassa fino allo scorso weekend. Tra loro c'è chi ha interrotto perfino le ferie per gridare allo scandalo. Poi d'improvviso stamattina sull'emendamento che sospende il bando periferie i toni si sono fatti docili, accomodanti e all'uscita dalla riunione blindata nella sede del municipio di Venezia all'unisono hanno incredibilmente scelto di riporre l'ascia di guerra brandita contro il governo. L'obiettivo è quello di andare al dialogo con il governo per avere delle garanzie che questi fondi saranno investiti nel nostro territorio. Cercheremo di trovare i parlamentari veneti, discutere assieme a loro, trovare le soluzioni. Non c'è contrapposizione col governo, ma è chiaro che i soldi devono arrivare. Non c'è ad oggi nessun tipo di taglio, c'è uno slittamento e semplicemente abbiamo concordato tutti insieme di fare i necessari chiarimenti per avere dal governo, dagli esponenti del governo, quelle certezze che già ci sono state anticipate. Così Venezia, Treviso, Padova e Verona. Diverso il discorso per Vicenza, i cui progetti sono rientrati nella classifica dei 24 premiati dal governo. Siamo qui per solidarietà ai colleghi perché chiaramente potevamo trovarci anche noi in questa situazione e quindi siamo qui per un gioco di squadra. Ora credo che il confronto debba essere con il governo costruttivo per portare a casa i risultati e lavoriamo tutti insieme in quella direzione. Per il comune di Rovigo, preoccupato fino a ieri come tutti gli altri, a Caffarsetti è arrivato il vice sindaco Bimbatti, ma anziché puntare il dito sul blocco dei progetti, pure Rovigo ha optato per i toni della pace. La giornata di oggi è positiva perché finalmente il Veneto fa squadra, siamo tutti uniti, abbiamo tutte le stesse intenzioni, finalmente per una volta proviamo a sotterrare le bandiere di parte. Fuori dal coro il primo cittadino di Belluno che ha ricordato come il primo effetto del blocco del bando periferie sarà la perdita del finanziamento dei privati ed è stato solo Belluno ad ammettere l'esistenza di una frattura a livello istituzionale e ad abbozzare un'ipotesi di soluzione tutta politica. C'è uno Stato che cerca di fare quello che può ma che non conosce minimamente le problematiche del territorio e c'è un territorio che è in trincea dalla mattina alla sera sui problemi della quotidianità che spesso ha grandi difficoltà nell'interloquire con i livelli superiori. Credo che se questo problema non verrà affrontato chiaramente si formeranno nuovamente si troveranno delle soluzioni naturali dal territorio per le problematiche che riguardano i cittadini.